prostituzione minorile dietro al delitto del grappa per cui si trova in carcere un 17enne italiano. Il riservo è massimo, ma sarebbero state trovate anche le chiavi dell'auto del 39enne assassinato. Sesso e cocaina sgominato dai carabinieri, un grosso giro di prostituzione tra la Marca e il Veneziano. Arrestata la maîtresse, una 35enne moldava, i clienti benestanti e insospettabili. Stamane l'udienza di convalida dell'arresto del 55enne di Preganziol che si era barricato in casa con la moglie. Il GIP gli ha concesso gli arresti domiciliari ma con l'obbligo di braccialetto elettronico. Militanti leghisti della provincia di Treviso riuniti in assemblea, non sono mancate frecciate affermazioni identitarie dall'ipotesi di correre da soli come Liga alle amministrative alla mano tesa al PD per il terzo mandato. 22enne colto da malore e soccorso al bivacco dei Lof a Cison di Valmarino, il giallo degli arredi rotti e bruciati, il sindaco presenta denuncia. Caso PAM, l'Ascom provinciale scende in campo pronti a sedersi attorno al tavolo per scongiurare l'ipotesi che la catena decida di chiudere il punto vendita. Guzzavo, Mazzoccato, Frassetto, i fratelli Manfio e alla memoria Tamaro, consegnati stamattina a Santa Caterina 5 Totila d'Oro, il più alto riconoscimento previsto a Treviso per chi ha portato lustro alla città. Eccoci in diretta, ben ritrovati, una buona sera a tutti, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dalla cronaca, dal delitto del grappa, perché c'è l'ombra della prostituzione minorile dietro l'uccisione del 39enne ritrovato senza vita nel bosco e per cui si trova in carcere un ragazzo di appena 17 anni italiano. Il riservo è massimo, ma sarebbero state trovate anche le chiavi dell'auto della vittima. Soldi in cambio di sesso, l'ipotesi che si era insinuata nelle ore seguenti al fermo del 17enne italiano accusato dell'omicidio di Bledar Dedia, albanese di 39 anni, diventa sempre più insistente e farebbe parte di un quadro ancora più ampio, fatto di incontri sessuali con protagonisti giovani e giovanissimi. A poco più di un mese dal ritrovamento in una zona isolata di Via dei Colli a Paderno del cadavere di Bledar, la svolta segnata dal fermo del teenager rischia di aprire il classico vaso di Pandora. Un'ombra si allunga sul grappa, quella della prostituzione minorile, coltivata anche sui social e sulle app di incontri con gli inquirenti che stanno mantenendo il più stretto riservo. Il condizionale quanto mai d'obbligo, vista l'età del presunto killer, è considerato che in quel giro potrebbero trovarsi altri giovani, coetanei o quasi, i quali sarebbero stati sentiti dagli inquirenti con tutte le cautele del caso. Bledar, di certo, era molto noto in zona. Con il 17enne si sarebbe conosciuto sul luogo di lavoro, un locale di Borso del Grappa, poco meno di un anno fa. Il 20 gennaio, sabato pomeriggio, il giorno prima del ritrovamento del corpo martoriato da 10 fendenti, i due si erano dati appuntamento e questo è uno dei pochi punti fermi della vicenda, così come sembrerebbe una svolta il recupero dell'arma usata per il delitto, un coltello da cucina e degli indumenti indossati dal giovane che, altro punto fermo, si sarebbe allontanato a piedi lasciando evidentemente delle tracce. Altro dettaglio, che dettaglio non è, sarebbe il rinvenimento delle chiavi dell'auto di Bledar, trovata regolarmente chiusa poco distante dal cadavere all'alba del 21 gennaio. Questa è un'indicazione su cui non posso dare né conferma né smentita, è un dato investigativo su cui al momento c'è ancora il segreto istruttorio. Chiaro che quella portata avanti dai carabinieri coordinati dalla Procura dei Minori sia un'indagine delicatissima, sospesa tra sfera intima e crimine. I familiari di Bledar, la moglie con i 2 figli, si dicono stupiti da questa svolta che però allontana i sospetti dalla famiglia di origine, inizialmente tirata in ballo per una sorta di vendetta d'onore. La famiglia ed io ci aspettavamo che ci sarebbe stata un'accelerazione, così si era capito che la Procura di Treviso e la Procura per i minorenni avevano indirizzato le indagini verso una direzione che verificheremo poi se è quella corretta. Certamente la famiglia è soddisfatta per la velocità con cui le indagini sono state compiute. Il 17enne, assistito dall'avvocato Elisa Berton, sarà sentito lunedì. Resta nel carcere minorile di Treviso con l'accusa di aver ammazzato un uomo 22 anni più grande di lui. Ed è una vicenda di sesso e cocaina anche quella che riguarda il prossimo servizio, perché il nucleo operativo dei carabinieri di Treviso, coordinati dalla Procura, ha sgominato un grosso giro di prostituzione tra la Marca trevigiana e il Veneziano. Arrestata la maîtresse, una donna di 35 anni di origini moldave, e i clienti erano personaggi benestanti e insospettabili.
Target dei clienti è medio-alto, quindi la tariffa era dai 150 ai 200 euro l'ora. Parliamo di professionisti, politici, di chi parliamo? C'è un identikit di questi clienti, la Treviso bene? Medio-alta, diciamo medio-alta. I classici insospettabili della Treviso, ma anche della Venezia Bene, disposti a pagare fino a 150-200 euro all'ora in cambio di sesso, erano loro i clienti abituali delle ragazze dell'Est, spesso giovani madri con problemi economici, reclutate da una donna 35enne di origini moldave, vera e propria maîtresse secondo gli inquirenti, intraprendente senza scrupoli, arrestata per aver favorito e sfruttato la prostituzione. A incastrarla una delle giovani ormai esasperata. Quando una ragazza ha chiesto il nostro aiuto e ha denunciato i fatti per cui sono iniziate le attività investigative. Serratissime le indagini dei carabinieri del nucleo operativo di Treviso, coordinati dalla procura. Il mercimonio partiva dal web. Praticamente la maîtresse, dopo aver reclutato le ragazze dell'Est Europa, le inseriva su dei siti web che poi lei stessa gestiva tramite le richieste che giungevano dai vari clienti. Scattava poi la seconda fase, quella dell'appuntamento con la 35enne moldava che gestiva quella che può essere definita la logistica del sesso a pagamento, che comprendeva anche delle strutture alberghiere nel veneziano. Diciamo che le ragazze stavano tutte in un appartamento qui alle porte di Treviso e poi dopo venivano portate nei luoghi del meretricio a richiesta dei clienti, che li conduceva proprio per l'appunto la maîtresse. E al sesso spesso si accompagnava la cocaina. A seconda delle richieste dei clienti che pervenivano alla maîtresse di procurare anche dello stupefacente nel caso in cui ne facessero richiesta proprio per avere una prestazione extra. La 35enne moldava si trova ora in carcere alla Giudecca, un segnale che va oltre il caso specifico. Faccio per l'appunto un appello di contattare i carabinieri laddove ci dovessero essere delle ragazze che si sentono costrette a fare questo tipo di lavoro e assoggettate da qualche protettore, di chiedere aiuto ai carabinieri. E questa mattina si è svolta anche l'udienza di convalida dell'arresto del 55enne di Preganziol, che si era barricato in casa con la moglie nella notte tra mercoledì e giovedì. Il GIP gli ha concesso gli arresti domiciliari, ma con l'obbligo del braccialetto elettronico. Arresti domiciliari nell'abitazione di un familiare e braccialetto elettronico. Stamane l'udienza di convalida del fermo del 55enne di Preganziol, protagonista mercoledì notte dell'episodio che ha tenuto con il fiato sospeso per tante ore un intero quartiere, dopo che l'uomo, che deteneva in casa diverse armi, si era barricato nell'appartamento con la moglie. Stamane il 55enne, difeso dall'avvocato Luigi Fadalti, ha raccontato la propria versione dell'accaduto. Ha reso la propria versione dei fatti, escludendo che vi sia stato mai un sequestro di persona. Il tutto, a suo dire, è stato ridimensionato in una discussione reciproca, accesa ma reciproca. Secondo l'uomo non si sarebbe trattato di sequestro di persona, perché la donna avrebbe avuto accesso alle chiavi. Tanto è vero che la signora è uscita portando a spasso il cagnolino con le chiavi di casa. Era stata la stessa moglie, dopo un acceso diverbio, a chiedere aiuto telefonando alla figlia. Stavolta mi ammazza, avrebbe detto, facendo quindi scattare l'imponente operazione dei carabinieri, durata tutta la notte, fino a quando, al mattino, dopo continui contatti via messaggio con il carabiniere negoziatore, la donna era riuscita ad uscire di casa con la scusa di portare fuori il cane. Al termine dell'udienza il GIP ha convalidato l'arresto e, come richiesto dalla procura, ha concesso i domiciliari con l'imposizione del braccialetto elettronico. Ritorneremo alla cronaca tra pochissimo, adesso apriamo una parentesi politica, perché oggi pomeriggio c'è stata l'assemblea dei militanti leghisti della provincia di Treviso al BHR di Quinto, un momento di confronto tra big e base del partito in cui non sono mancate le frecciate e le affermazioni identitarie.
Sindaci, assessori parlamentari, chi occupa i posti di comando nelle istituzioni, ma anche chi tira la carretta nelle piazze sotto i gazebo, la forza del partito, i militanti. Sala piena al BHR di Quinto per l'assemblea dei militanti leghisti della provincia di Treviso, il feudo più importante del Carroccio. Il momento è sicuramente delicato dopo la bocciatura dell'emendamento sul terzo mandato, mentre all'orizzonte ci sono europee ed amministrative. Attesissimo l'intervento di Zaia, che non lesina una stoccata a Salvini, riferendosi alla lunga storia del partito. Ora si chiama Lega per Salvini Premier. Il nome della Lega mi piaceva di più, dice. Risata ed applausi, ma non lesina nemmeno stoccate agli alleati di Forza Italia. Ma perché nessuno non va più a dire in giro che il 4 giugno 2014 hanno mandato 105 avvisi di garanzia per il Mose e non c'era un leghista dentro? Ma ve lo siete dimenticato? La Lega, nonostante fosse nella stanza dei bottoni, c'ero io, non ha avuto un minimo di scalfittura. E poi ripete come un mantra quella che definisce l'anomalia italiana sul terzo mandato, anche se la strada non è ancora definita. Guardate che voglio anche ricordare, manca un anno e mezzo minimo, quindi anno e mezzo si fanno tante cose. E sull'ipotesi che i giochi possano ancora cambiare, rincara il segretario Stefani, tendendo la mano al PD. Mi pare di capire che il Partito Democratico voglia rivedere le proprie posizioni, noi siamo assolutamente a disposizione. Ricordo anche che le proposte di legge possono essere firmate anche da esponenti di altri partiti. Il momento per il partito non è dei migliori e si serrano le fila in vista delle prossime sfide elettorali. I voti di Fratelli d'Italia sono in gran parte nostri, dice il segretario provinciale Coin. Dobbiamo riportarli a casa, mentre Stefani non esclude nelle comunali la corsa in solitaria. Alveo naturale per noi resta il centrodestra. È chiaro che laddove Fratelli d'Italia e Forza Italia decidano di mettere in difficoltà, magari per ambizioni personali, delle amministrazioni senza un particolare motivo, noi siamo la Liga Veneta, abbiamo una classe amministrativa importante e abbiamo assolutamente il diritto di presentarci anche come Liga Veneta. In questo quadro, a tirare per la giacchetta al governatore, candidandolo come capolista per le europee in tutte le circoscrizioni, ci pensa Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo del partito in Veneto, volantino e raccolta firme online per tentare di forzare la mano a Zaia, che finora ha declinato l'invito. Zaia ha ricevuto tanto dalla Lega, sostiene Paolin, adesso è ora di dare una mano ai giovani candidati del partito. E a suon di frecciate la sfida è lanciata. Torniamo alla cronaca dunque, verso le 5 di stamattina la centrale del SUEM 118 di Treviso ha allertato il soccorso alpino delle Prealpi trevigiane per un ragazzo 22enne padovano che aveva accusato un malore al bivacco dei LOF nel territorio di Cison di Valmarino. Il giovane si trovava nella struttura con un amico coetaneo, una volta soccorso è stato poi portato all'ospedale di Conegliano dove le sue condizioni non risulterebbero gravi. C'è però un retroscena, il sindaco di Cison, Cristina D'Assollera, ha infatti sporto denuncia contro ignoti dal momento che nelle scorse ore alcuni arredi interni del bivacco sono stati rotti e bruciati nel cammino della struttura. I principali sospettati sono proprio i due giovani padovani che erano appunto all'interno del bivacco. Sul caso indagano ora i carabinieri. Veniamo a Treviso, al centro di Treviso, col caso PAM, lo scontro dunque tra la direzione del supermercato e Cassugana. I dati sul quadrante di Piazza Borsa segnalati nell'osservatorio dei commercianti erano noti già da un paio di anni. L'Unione Provinciale scende in campo, pronti a sedersi attorno al tavolo per scongiurare l'ipotesi che la catena decida di chiudere il punto vendita di Via Zorzetto. È importante che questo supermercato rimanga qui e che se ci sono delle criticità vengano messe a fuoco e risolte. Il PAM è il supermercato in questo caso che non può chiudere perché rappresenta un servizio essenziale per la residenzialità e non solo, in un punto molto strategico per i residenti. Braccio teso dei commercianti, il supermercato PAM deve restare, le criticità siano messe a fuoco e risolte insieme. Il messaggio è questo ed è il tessuto imprenditoriale del territorio che ogni anno come Unione Provinciale pubblica un osservatorio congiunturale trimestrale a fare da termometro della situazione. Da 2 anni nel testo redatto e condiviso con il prefetto le criticità erano segnalate.
emersa come uno dei quadranti che ha delle situazioni dove emergono delle criticità sia nel 2022 che nel 2023 e lo riproporremo sicuramente, scriveremo al prefetto intercettando la massima disponibilità per poter fare ancora un'indagine sulla situazione e capire se rimane invariata, se ci sono dei miglioramenti. Pronti a sedersi al tavolo ancora una volta i commercianti che sono preoccupati per la presa di posizione della catena di supermercati in aperta polemica con l'amministrazione cittadina. Nel comunicato infatti la proprietà non si dice più disposta a scendere a compromessi. Toni provocatori che, riferiscono fonti vicine alla prefettura, hanno lasciato di stucco le stesse autorità e forze dell'ordine che da tempo attenzionano l'area. Parole insomma che nessuno si sarebbe mai aspettato. Se la dirigenza decidesse di gettare la spugna sarebbe molto grave, così i sindacati a tutela dei lavoratori, Filcams CGIL, a poche ore dalla diffusione della nota stampa, ha inviato una comunicazione alla dirigenza del supermercato ed una lettera al sindaco Mario Conte e a tutti i consiglieri comunali per chiedere un incontro. Qualsiasi tipo di attività che va a chiudere o che si trova nelle condizioni di dover chiudere si tratta per noi ovviamente o rappresenta una sconfitta. Non è un episodio isolato quello che è successo questa settimana, ma si tratta e conosciamo una lunga serie di episodi purtroppo di difficoltà che sono accaduti in questo spazio, in Piazza Borsa, in particolare nel PAM di Via Zorzetto. Quindi vogliamo rappresentare alle istituzioni questa difficoltà e provare a capire insieme concretamente come si possono trovare soluzioni concrete, a partire da una rivitalizzazione della piazza che fuori da marginalità sociali deve essere di nuovo tornare ad essere un luogo di incontro e vivibile per tutta la città. All'indomani di questo braccio di ferro anche l'opinione pubblica si spacca, eppure i dati sulla presenza delle forze dell'ordine segnalano una grande attenzione rispetto a quel quadrante. In questo momento sembra tutto tranquillo, io passo di qua, faccio la strada più corta e tutto il resto. Oggi pomeriggio o in altre ore del giorno qui non si può passare perché è pericoloso. E quando c'è gente seduta per terra con le bottiglie, con questo con l'altro stato, non sai cosa può succedere. A testimonianza che via Zorzetto sia diventata negli ultimi anni una zona calda ci sono i verbali staccati dalla polizia locale per ubriachezza molesta, detenzione di sostanze alcoliche, violazione del divieto di stazionamento. I DASPO emessi dalla questura, le ordinanze anti-alcol succedute negli anni. Dati come il passaggio quotidiano degli agenti sul quadrante che ha contribuito a far sentire sicuri i clienti del supermercato. Tranne qualche assembramento il sabato pomeriggio, queste cose qua, ma è una zona abbastanza tranquilla. Io vengo comunque lo stesso. Io non ho mai avuto problemi, per dire la verità. Ecco, magari vengo a quest'ora più o meno. Gli ubriachi là lungo la strada, là sì, si vedono, sì. Comunque ci sono forze dell'ordine qua intorno che girano sempre. A delineare il quadro di degrado testimoniato da diversi residenti è la presenza frequente di balordi in quest'area. Una persona gira uno spinello mentre realizziamo un'intervista e poi lascia i resti. Continuano anche gli episodi di tensione tra giovanissimi nel fine settimana. Mi dispiace anche per i ragazzi che si trovano qua, ma vanno trovate soluzioni che non sono certo quelle di, non so, ghettizzarli da qualche altra parte, però veramente il centro è diventato invivibile. Non è possibile vivere in uno stato di tensione continua, la gente non può venire in centro e avere anche la paura di trovarsi inchiodata magari con qualche ceffone. Questa è sempre stata una zona un po' più a rischio perché ha i portici, ha la possibilità di ricovero per sta gente e ciò, bisogna fare attenzione e basta. Lasciamo la città, andiamo in provincia a Montebelluna perché anche qui parliamo del tema dello spaccio e del consumo di stupefacenti. Anche tra minorenni va avanti l'attività investigativa dei carabinieri per fare piena luce sul giro di spaccio emerso poco meno di una settimana fa, ha fermato un 26enne nigeriano. Mancava l'appello da una decina di giorni, ma alla fine è stato rintracciato e fermato uno dei principali componenti della banda di spacciatori che operava nel Montebellunese. Si tratta di un ragazzo nigeriano 26enne che i carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno identificato nelle scorse ore. Per lui si prospetta quantomeno un divieto di dimora. Ora, con gli altri indagati, 5 in tutto e tutti connazionali nigeriani fra i 24 e i 39 anni di età, dovrà chiarire la sua posizione e possibilmente fornire dettagli
dettagli su un giro diffuso quanto redditizio, oltre 1000 le cessioni documentate, quasi tutte palline di cocaina in celofan che venivano distribuite in zone sensibili, parcheggi dei centri commerciali, ma soprattutto nelle vicinanze di istituti scolastici. Tra i clienti diversi minorenni, forse l'aspetto più inquietante. L'operazione non credo sia stata facile, sicuramente un'operazione delicata, un'operazione molto lunga, un lavoro silente. L'attività investigativa andrà avanti, bisogna infatti ricostruire l'intera filiera dello spaccio. Di certo al momento è stato inferto un duro colpo in attesa di ulteriori dettagli. Un grande ringraziamento alla compagnia dei Carabinieri di Montebelluna, come cittadino ancor prima che come sindaco, per aver sgominato questo giro di spaccio che si estendeva nelle zone limitrofe. Ciò significa che le nostre forze dell'ordine, i nostri carabinieri ci sono anche quando non si vedono e soprattutto che i cittadini possono sentirsi protetti. Così dunque il sindaco di Montebelluna. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta da studio, ben ritrovati, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Ieri abbiamo raccontato dei timori che vivono ogni giorno i ciclisti a Castelfranco Veneto e in particolare nella frazione di Campigo. Questa sera sentiamo la risposta del sindaco Marcon, chiamato in causa dalle associazioni. Nel 2022, fine 2022, sono stati approvati 100.000 euro in bilancio per la manutenzione delle ciclabili nel territorio comunale di Castelfranco e nel 2023 non abbiamo visto spendere questi soldi da parte del comune e chiediamo dove sono. Rispondo che i soldi ci sono al bilancio, alcuni problemi tecnici hanno ritardato un attimino il loro calare a terra, ma saranno destinati alle piste ciclabili. Piste ciclabili a Castelfranco. Il sindaco replica le osservazioni delle associazioni riunite nel centro culturale di Campigo e dopo i fondi per le manutenzioni risponde sull'assenza di progetti per le ciclabili nelle strade di collegamento col cantiere per il nuovo sottopasso ferroviario. Ma non è vero, il giorno prima, giovedì, abbiamo fatto una commissione dove ci siamo confrontati per capire qual è la soluzione migliore e la più condivisa anche da parte dei cittadini. Non ci stiamo fermando. Nel 2025 ci sono già 300.000 euro a bilancio per il completamento di questo secondo stralcio e quando sarà finito finalmente Campigo potrà andare a Castelfranco Veneto con pedoni e ciclisti messi in sicurezza. E sul tema sicurezza per i ciclisti in tutta la città il sindaco Marcon ribatte. I dati non ce lo dicono, sappiamo che a Castelfranco Veneto bisogna lavorare per completare il rete delle piste ciclabili che sono già programmate, c'è una progettazione di massima, un piano urbano del traffico prevede il sistema di ciclabilità a Castelfranco Veneto e a Stralci lo si realizza. Se avessi le risorse necessarie lo farei subito domani mattina. Ed infine sottolinea cosa è stato fatto finora. I progetti in corso, la pista ciclabile da Via l'Italia al centro, quella che partirà su Via dei Carpani, quella sulla SP102, quella sulla via Castellana, quindi un po' di programmazione e il sapere intercettare contributi rispetto alla mobilità dolce ha fatto fare dei passi avanti con chilometri di nuove piste ciclabili durante questi mandati e cercheremo compatibilmente, ripeto, con le risorse di dare risposte un po' a tutti. Un altro tema ora che fa discutere, torniamo a Treviso, il fine vita, perché oggi c'è stato il primo dei 3 appuntamenti in città per conoscere, il primo apertura di sportello per conoscere il testamento biologico e le sue modalità di compilazione e presentazione. Le adesioni non sono state numerose. Una chiacchierata tu per tu in uno spazio discreto e accogliente messo a disposizione dalla libreria di Piazza San Leonardo per conoscere ed eventualmente compilare il proprio testamento biologico. Si è svolto questa mattina il primo dei 3 incontri organizzati dall'associazione Luca Coscioni alla presenza del dottor Antonio Orlando, oncologo già responsabile sanitario dell'Hospice Casa dei Gelsi. 5 le persone che ne hanno usufruito. In genere si rimuove sia il tema della morte, ma anche tutto ciò che concerne questo, il fine vita e quindi anche il biotestamento. Già ci sono poche persone che conoscono anche la legge stessa, questa legge importante che è la legge 219 del dicembre 2017, ha già molti anni ma è ancora molto poco conosciuta anche da parte dei sanitari, devo dire.
La legge che disciplina le disposizioni anticipate di trattamento in modelli per la compilazione, modi e tempi per depositare lo scritto presso l'ufficio di stato civile del comune di residenza. Una battaglia, quella dell'associazione Luca Coscioni in favore della libertà. Libertà che, insegna Orlando, si esercita solo attraverso la conoscenza. Cosa ci ha insegnato il caso di Stefano Geller? È stata una grande cosa, perché solo quando lui ha potuto avere questa possibilità, sapere che poteva avere e poter disporre del suicidio assistito, ecco, solo allora lui si è sentito libero, si è sentito di poter ancora proseguire, anzi vivere ancora meglio. E c'è stato un picchetto di protesta stamattina davanti al pronto soccorso della clinica di Monastiera. Andiamo a sentire perché. Abbiamo protestato per dire ancora una volta no al finanziamento per attività di sanità pubblica al privato. Cartelli espliciti al collo, bandiere e striscioni davanti all'entrata del pronto soccorso della clinica privata di Monastier per un flash mob del Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica che contesta il trasferimento delle risorse, si parla di 1,5 milioni di euro solo per questa struttura, dal pubblico al privato. Pensiamo che sia un errore dare soldi per un pronto soccorso privato quando questi soldi possono essere investiti sul territorio e prevenire i codici bianchi che affollano qualsiasi pronto soccorso. I dati confermano che gli accessi non gravi, ovvero codici bianchi o verdi, raggiungono il 62% dei totali e quindi gestibilissimi dagli ospedali di comunità che sono in corso di realizzazione con fondi PNRR, ma mancheranno di personale che viene formato in Italia ma che qui non ci rimane. Tu stai 5 anni in Arabia e tu guadagni 5.000 euro al mese, torni 2 volte gratis a casa, se c'hai figli e mogli questi sono assolutamente seguiti, coccolati, portati in residence importanti, fanno sport eccetera, ritornano 2 volte a casa l'anno e fanno il loro lavoro. Insomma, secondo il coordinamento, per invertire questa tendenza è essenziale investire sul pubblico. I finanziamenti devono andare al pubblico e non al privato, perché se noi inneschiamo un circolo vizioso per cui le carenze del pubblico innescano finanziamento al privato, il che fa degradare ulteriormente il pubblico e che a sua volta innesca finanziamenti al privato. Dobbiamo uscire da questa situazione. A Pederoba adesso, dove continua la raccolta firme tra i cittadini per la realizzazione di una rotatoria al posto dell'attuale svincolo per Onigo sulla Feltrina. E il sindaco Turato si dice amareggiato per l'indifferenza mostrata finora dalla regione sul caso e si dichiara pronto a marciare su Venezia. Marcerò su Venezia con la forza dei miei cittadini. È determinato il sindaco Marco Turato sulla questione della rotatoria per Onigo lungo la Feltrina. Una storia lunga e tortuosa, quasi come lo svincolo che collega metà del territorio comunale di Pederoba con la millenaria strada verso Feltre. Perché se venendo dal Bellunese entrare a Onigo è semplice, è cosa ben più complicata per chi arriva da Montebelluna. Uscire a destra, percorrere quasi 1 chilometro della vecchia Feltrina per poi trovarsi davanti uno stop di immissione che, se a visibilità va bene, ha sicurezza è certamente più a rischio incidente di un'immissione in rotatoria. Insomma, per il sindaco Turato, ma per tutta la comunità di Pederoba, qui una rotatoria s'ha da fare. Ogni settimana succede un fatto grave, abbiamo rischiato la tragedia anche qualche giorno fa e gli appelli che ho fatto agli enti competenti, cioè Veneto Strade e Regione Veneto, non hanno portato a nulla. In particolare il sindaco Turato un po' ce l'ha con l'assessore alla viabilità e vicepresidente regionale Elisa De Berti, che secondo il sindaco sulla questione farebbe orecchie da mercante. Ora con il comitato festeggiamenti d'Onigo stiamo raccogliendo le firme perché io possa portarle all'assessore di competenza, cioè alla De Berti, la testimonianza dell'abitato che possa capire l'importanza di un intervento nella strada regionale Feltrina. Pronto a scendere a Palazzo Balbi dunque, anche con i cittadini se serve, come pronto a mettere mano al portafoglio del comune pur di realizzare l'opera. Io do la disponibilità per quel che può affrontare il comune di Pederoba di compartecipare alla spesa. Importante ci sia anche la volontà dell'ente proprietario della strada regionale Feltrina, cioè la Regione Veneto, che partecipi a questo intervento che è fondamentale per le vite umane.
Parliamo di imprese adesso, la tecnologia ma soprattutto il capitale umano è quello su cui punta il nuovo polo produttivo dell'automotive inaugurato a Trevignano. Un capannone abbandonato e quindi una rigenerazione industriale importante che segue il progetto che Confindustria Veneto Est sta portando avanti con i capannoni on-off e un'azienda che investe nelle persone. Un investimento da 3,5 milioni di euro, il recupero di 2 capannoni in disuso. Per i tanti marchi che scelgono l'estero c'è chi invece rimane saldamente in Veneto e nella Marca. A Trevignano il nuovo polo produttivo di Innovation Tech, azienda specializzata nella fibra di carbonio e materiali compositi per l'automotive, è stato salutato con favore da mondo politico e associazioni di categoria. Confindustria Veneto Est è a fianco di tutte le aziende del territorio, le piccole, le medie e le grandi, le aziende che stanno affrontando con coraggio in tempi non facili le diverse transizioni. Tecnologia e robotica a supporto e non in sostituzione del lavoro umano. A Trevignano già 140 i dipendenti operativi. L'obiettivo nei prossimi mesi è assumere altre 30 persone per arrivare alla saturazione della capacità produttiva che abbiamo all'interno. C'è il capitale umano che è la leva che fa la differenza e anche la voglia di attrarre investitori passa attraverso la formazione. Qui fanno materiale e lavorazioni di altissima qualità, ma per farlo la persona è al centro dei sistemi di produzione. La capacità di inventarsi qualcosa di nuovo, l'arte di lavorare i materiali è una caratteristica del nostro territorio che noi vogliamo utilizzare, sfruttare, ma soprattutto accrescere ancora di più creando nuove leve, creando nuovi mestieri che possano far crescere l'industria italiana residente qui in questo territorio. Voltiamo pagina. Giorgio Buzzavo, Giandomenico Mazzocato, Orio Frassetto, Sergio e Francesco Manfio e poi il premio alla memoria a Marco Tamaro, consegnati questa mattina a Santa Caterina i 5 Totila d'Oro, il più alto riconoscimento previsto dallo Statuto del Comune di Treviso a persone che nel proprio campo si sono distinte portando lustro alla città. Applausi e commozione quando il Totila d'Oro è stato consegnato alla moglie e ai figli di Marco Tamaro, storico direttore della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, scomparso prematuramente nel 2020. Per lui riconoscimento alla memoria per gli alti meriti conseguiti in campo culturale, artistico e civile, per aver saputo promuovere il sapere aperto a tutti. 5 i Totila d'Oro consegnati stamane all'Auditorium di Santa Caterina, la più importante benemerenza civica del Comune di Treviso, assegnata a fuori classe, persone che ciascuno nel proprio campo si sono distinti per il bene della città. Nello sport il premio è andato a Giorgio Buzzavo, ex cestista e presidente della Benetton Basket e della Sisley Volley e amministratore delegato di Verde Sport. Nel campo delle lettere la medaglia è andata al professor Giandomenico Mazzocato, scrittore e divulgatore, visibilmente emozionato. È bello rendersi conto che la tua città è riconoscente per tutto quello che hai fatto nel campo della cultura e dell'insegnamento per lei. Altro trevigiano premiato che ha dato lustro alla città nel campo della fotografia è Orio Frassetto. Alla macchina fotografica, agli scatti in tutti i campi, dal paesaggio al ritratto, ha dedicato la vita intera. E sempre nel campo delle arti il quinto Totila, o meglio anche il sesto, poiché sono in 2, è andato ai fratelli Sergio e Francesco Manfio, di alcuni che con l'ironia di sempre ci scherzano su. È chiaro che noi abbiamo, come voi sapete, relazioni in tutto il mondo con i nostri cartoni animati, ma siamo fortemente ancorati, come si dice, al territorio e facciamo molte delle cose che vengono proiettate in giro per il mondo, partono proprio dal nostro essere trevigiani. Segreto, oggi Totila, segreto, il parco dove vivono le avventure, i mini cuccioli che sono veramente visti in tutto il mondo, è il nostro parco, il parco degli alberi parlanti a Treviso. Se guardate con attenzione è proprio quello, è vero? Non ho capito quello che hai detto, scusa. Non importa, l'ho detto a loro, ciao. E adesso le notizie che arrivano invece dal Bellunese.
Partiamo dalla cronaca. Pedro Dominguez e Junior Sanchez sono stati rinviati a giudizio per l'omicidio di Antonio Costa, di 53 anni, il 6 maggio dello scorso anno a Fener. Dominguez e Sanchez devono rispondere di omicidio volontario aggravato da futili motivi, così ha deciso la giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Belluno, Elisabetta Scolozzi. Il processo in Corte d'Assise si aprirà il prossimo 26 giugno. Dominguez resta nel carcere di Baldenic, mentre per Sanchez non è mai stata emessa alcuna misura cautelare. L'omicidio viene compiuto all'esterno del bar della stazione ferroviaria di Fener, dove era in corso una festa latinoamericana. Un fendente mortale con un coltello al culmine di una colluttazione violenta scaturita da un presunto comportamento sconveniente della vittima nei confronti di una giovane donna. E oggi si ricordano i 2 anni dall'inizio della guerra in Ucraina e a quasi 5 mesi dal conflitto in Medio Oriente. In tutta Italia si è celebrata la giornata nazionale di mobilitazione per il cessate il fuoco. A Belluno flash mob e raccolta firme per iniziativa del Comitato Provinciale Pace e Disarmo. Più che uno slogan, un appello accorato: cessate il fuoco per fermare la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta. Belluno ha risposto con un flash mob di 4 ore in Piazza dei Martiri alla mobilitazione nazionale in occasione del 2° anniversario dell'invasione russa in Ucraina e a quasi 5 mesi della spirale distruttiva in Medio Oriente. Una escalation di crimini di guerra che debbono essere fermati. Vogliamo dire che non sono le armi la soluzione ai problemi del mondo, perché ci sembra che ormai siano diventate il modo per la soluzione dei problemi internazionali, in Ucraina, in Israele, adesso anche con gli Houthi. Guerra e barbarie sono nuovamente tornate ad essere le uniche opzioni in campo. Le richieste di movimenti, associazioni, sindacati, parrocchie, comitati locali, quelle di scegliere su tutte la via della pace, invocata, inascoltato anche da Papa Francesco. Il cessate il fuoco immediato in Ucraina e nella striscia di Gaza. L'urgenza di intervenire immediata e sentita dalla società. Bambini, donne e uomini di tutte le età stanno perdendo la vita e affrontando sofferenze indicibili. In piazza a Belluno anche alcune donne ucraine. Questo ormai deciso di distruggere il mondo. Che possiamo fare? Che non vediamo che cosa sta combinando? Rubato i nostri 22.000 bambini. Sotto il gazebo la raccolta firme che saranno consegnate alla Giunta de Pellegrin a sostegno di una mozione per il cessate il fuoco e una conferenza internazionale di pace, la messa al bando delle armi nucleari. 4 giornate di inclusione e di esperienze sulla neve invece per circa 400 ragazzi con disabilità della provincia di Belluno e di tutto il Veneto. Ad Alleghe si è conclusa la 3ª edizione di Snow Abili. Snow Abili 2024 di nuovo sul panorama di Alleghe. Questo progetto è nato nel 2020, poi ci siamo ovviamente bloccati causa Covid, l'abbiamo ripreso in mano con grande energia, io e Mattia Catapan, Crossabili e tutto lo staff. Ogni anno cerchiamo e riusciamo soprattutto a fare sempre di più. 4 giornate di inclusione e di esperienze sulla neve per circa 400 ragazzi con disabilità dei centri diurni della provincia di Belluno e del Veneto. Sulle piste di Alleghe è planato il team Crossabili con il pilota di fama internazionale Alvaro Dalfarra, oggi istruttore di motocross e FMX. Al loro seguito moto e motoslitte per regalare momenti indimenticabili alle persone con disabilità. Siamo persone, siamo uguali e chiunque viva un'esperienza unica se la porta nel cuore, porta un beneficio sia psicologico che fisico, perché ti permette di oltrepassare i propri limiti e vincere ogni tipo di sfida. Snowbike, balli, musica, pranzo in baita, un giro in cabinovia, esperienze pensate per stimolare le persone con disabilità a reagire e rimettersi in gioco, dimostrando che un'altra autonomia è possibile anche al di fuori del contesto familiare. Sulla neve un'attività ludica riconosciuta come vera e propria terapia medica che favorisce le persone con disabilità e migliora il loro stato di vita. È veramente un'occasione meravigliosa per loro e vedere i loro occhi felici, la loro gioia, la loro sensibilità nel provare l'esperienza di questa giornata è una cosa che non ha prezzo.
Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Come sempre adesso le previsioni del tempo, io vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore. Bentrovati al meteo. Temporanea tregua dalla pioggia, poi lunedì ancora maltempo. Previsioni intanto per domenica 25 febbraio. Sul Veneto avremo nubi irregolari alternate a schiarite, anche ampie, precipitazioni generalmente assenti in pianura, saranno ancora possibili dei piovaschi invece sulle zone pedemontane e montane. Temperature stazionarie o in lieve locale variazione, minime tra 3 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui maggiore nuvolosità sulle zone montane e qui non sono escluse delle deboli piogge, mentre altrove sarà più soleggiato. Quota neve a circa 1000 metri. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 11-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo una prevalenza di sole con occasionali annuvolamenti. Temperature minime sui 3 gradi, massime intorno agli 11. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Termoidraulica Susin, i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento. Se compri la caldaia, ti regalo il condizionatore.